Tribunale della Pedemontana, un tribunale che serve a un'area vasta a cavallo tra le province di Vicenza, Treviso e Padova, è quello su cui si stanno battendo categorie economiche, produttive e ordini professionali, privati cittadini dopo la soppressione del Palazzo di Giustizia di Bassano, una delle realtà che meglio funzionava in Veneto, come in più occasioni ribadito dallo stesso presidente Luca Zaia, tra i principali sostenitori di questa battaglia per la salvaguardia dell'ottavo Tribunale del Veneto. Noi pensiamo che questo tribunale è il più efficiente del Veneto, una causa civile dura 2 anni e mezzo contro i 7 anni degli altri tribunali del Veneto. Con Vicenza, ad esempio, uno dei tribunali a cui si è accorpato quello di Bassano, che fa acqua letteralmente da tutte le parti. Ma guardi, io mi chiedo per quale motivo una regione che lascia ogni anno a Roma 20 miliardi di tasse e residuo fiscale deve porsi il problema di chiudere un tribunale. E se qualcuno me lo spiega... Si dice che al governo a Roma faccia comodo che la giustizia non funzioni in un territorio come il nostro. Guardi, questo non glielo so dire, sarebbe gravissimo se accadesse questo. Certo è che se vogliamo parlare di attrattività degli investimenti, pensare che gli stranieri vengano a investire qui, sono dei territori magnifici, bisogna anche garantire loro la giustizia. Se non c'è giustizia, ovvio, nessuno ci viene. Zaia non ha voluto mancare al convegno che si è svolto ad Asolo per dare i numeri sulla necessità di attivare il nuovo Tribunale della Pedemontana. Nella nuovissima sede, mai utilizzata, costata alla collettività 12 milioni di euro. E bisogna muoversi in maniera compatta, senza colori politici, visto che la politica anche oggi è stata la grande assente. La responsabilità certo genericamente è di tutti, è della politica, del Parlamento, ma era una buona riforma che andava fatta forse anche tanto tempo fa, che bisognava fare avendo la capacità di non mettere nel mezzo dei tribunali da chiudere anche un paio di tribunali virtuosi che andavano invece tenuti aperti. Adesso proviamo questa nuova strada con convinzione e con forza. Io penso che se abbiamo anche la costanza oltre che un po' di pazienza riusciremo ad avere un risultato.